Carnia continua ad avere un numero positivo è l'unico modo che abbiamo per tenere viva la Carnia, per tenere viva la montagna, per tenere le famiglie qui e per non far spopolare la montagna. L'unico modo è creare posti di lavoro. Allora, Presidente, l'importanza di questo polo produttivo per la Carnia e per la regione intera? Beh, sicuramente è importante per la Carnia, per la montagna, ma è importante per tutta la regione. Siamo in un luogo fisicamente complicato, ma che allo stesso tempo dà delle grandi opportunità. Questo stabilimento è per il gruppo uno dei più importanti, ce lo ha detto anche l'amministratore delegato, ed è importante perché qui abbiamo professionalità che riusciamo anche a garantire grazie al centro di ricerche, abbiamo quindi la capacità di poter produrre un prodotto complicato ma di farlo bene. Credo che questo sia anche per la nostra posizione geografica importante per il raggiungimento del centro e dell'est Europa. Il ruolo della regione attivo è stato riconosciuto anche dall'amministratore delegato, una regione che ha offerto e favorito uno sviluppo dell'attività industriale e dell'occupazione. Sì, noi abbiamo non soltanto messo a disposizione, lo abbiamo fatto con il rilancio impresa, importanti risorse per le imprese che volevano e vogliono insediarsi in questa regione, ma abbiamo creato delle linee di finanziamento ad hoc e questo stabilimento che voi oggi vedete non soltanto assicura la possibilità di continuare con un incremento dell'occupazione, più 300 persone, credo che non solo sia importante per la Carnia ma è importante anche per la regione, ma siamo in un luogo nel quale la regione dà vita a quel discorso che abbiamo sempre detto di abbattimento delle tasse, di abbattimento della burocrazia, di accompagnamento dell'investimento. È stato molto apprezzato dalle imprese e credo che il futuro sia anche questo. Se noi oggi portiamo in aula un bilancio regionale che ha più 300 milioni di entrate perché siamo riusciti a garantire questi investimenti. L'amministratore delegato di Magneti Marelli, Gorlier, oggi si è parlato di un'importante sinergia con l'amministrazione regionale, uno di quei casi in cui ci sono dei soggetti che si muovono in una stessa direzione e si riesce a conseguire un risultato importante come quello di oggi. Beh, certo, direi che senz'altro non saremmo qui a celebrare l'apertura di questa nuova parte del nostro stabilimento senza l'impegno della Regione Friuli Venezia Giulia, ovviamente anche del Comune di Tolmezzo e dell'Industrial Park. È uno di quei casi dove ha funzionato tutto bene, c'è stata grande volontà da parte nostra di espandere le nostre attività qua a Tolmezzo. Diamo già lavoro a 1100 persone, l'abbiamo aumentato di 300 unità negli ultimi 3 anni, investito quasi 25 milioni, volevamo fortemente un ulteriore ampliamento, la Regione ci ha sostenuto soprattutto quando si è trattato di accelerare i lavori visto che avevamo delle tempistiche molto strette. Il Presidente Serracchiani si è impegnata in prima persona, è veramente uno dei casi in cui le cose funzionano e si ottengono i risultati importanti per questo territorio, per la Carnia, importanti per Magneti Marelli Automotive perché espande la nostra capacità produttiva e importanti soprattutto per i dipendenti dell'Automotive Light di Tolmezzo che contano su nuove commesse e nuovo lavoro per il futuro. Ecco, lei con uno slancio di ottimismo ha parlato proprio di commesse e di un'ipotesi anche futura, magari di un ulteriore ampliamento. Beh, adesso ci godiamo questo primo ampliamento ovviamente, poi come ho detto abbiamo investito 25 milioni di euro negli ultimi anni, abbiamo dato lavoro a 300 persone in più, siamo arrivati a 1100, i clienti stanno apprezzando la qualità che produciamo in questo stabilimento e nel nostro centro di ricerca, sicuramente grazie a questi risultati i clienti ci premieranno con nuove commesse e magari prima o dopo parleremo di altri ampliamenti. Presidente Bolsonello, questo nuovo stabilimento in Carnia delle Magneti Marelli, ma dietro c'è stato un grande lavoro della Regione, riconosciuto peraltro dallo stesso amministratore delegato di Magneti Marelli, un'istituzione locale che è stata a fianco dell'azienda per dare occupazione. È stato un grande lavoro di squadra, il territorio, quindi il Comune, il COSILT, il Consorzio Industriale, la Regione, l'azienda, la capacità di leggere la necessità di andare veloci a trovare un risultato perché qui significa avere posti di lavoro in più, oramai siamo arrivati a 1100 persone, grande tecnologia, centro di ricerca, è esattamente quello che una moderna industria del manifatturiero cerca e l'ha trovato qui in Friuli Venezia Giulia, ha consolidato, ha deciso di continuare a investire in questa regione e per noi è grande motivo di soddisfazione.
Noi sappiamo benissimo che per mantenere i livelli alti occupazionali serve avere grande qualità e per avere qualità serve avere ricerca, sviluppo e professionalità. Tutto questo ci è riuscito grazie anche a questo magnifico contenitore, è una giornata di festa e siamo veramente molto soddisfatti del lavoro che abbiamo ottenuto tutti assieme. Presidente, un provvedimento che porta la sua firma, rilanci impresa, spesso dietro ai provvedimenti magari non si riescono a vedere subito i risultati, in questo caso un risultato concreto di un atto amministrativo. Sì, è così, abbiamo dentro il rilancio impresa scritto traiettorie per il futuro del manifatturiero, messo le basi per bandi innovativi, per dare risposte alle aziende e risposte molto veloci. Siamo riusciti a farlo e questo ci dà grande soddisfazione.